Bentornati ragazzi, ci troviamo sul nostro treno. Traguardo 5, fuga da Los Angeles. Ehi, psst, sveglia. Attenzione, il sistema di controllo posteriore è stato violato dalle forze di risposta a spari. Localizzare ed eliminare. Wow. Sveglia, ho bisogno di te. Ehi, c'è la bottiglia di vino. Si sta muovendo, guardate. Appena sente l'alcol, questo fa qualche segno di vitalità. Torniamo indietro, dai. C'è il bagno. Questo l'abbiamo ucciso mentre stava pisciando. Morto. Nulla. Wow. Tutti affogati. Gli andavo di traverso a tutti qualcosa. Tutte bloccate queste porte. Possono mettere anche un po' di spray, un po' di olio. Sono tutte arrugginite. Dobbiamo fare sempre forza. I rinforzi. Bene, bene. Queste le caldaie. Qua ci sono gli animali intrappolati, ragazzi. Ehi! Che è successo? Bene, bene, mettiamoci il C3PO da parte nostra. Che ha fatto tutto lui. Bene. Cargo animali, vagone cargo. Le scimmiette ci sono qua dentro, gli orsetti. Ovviamente sempre arrugginita la porta. La manutenzione se ne frega del nostro treno. Dobbiamo sudare 300 miliardi di camicie per aprire una porta. Sistemi locali offline. Blocco remoto in vigore. Guardate un po', ragazzi. Sono rimasto estasiato. Che cos'è questa? Minigun. Vediamola. Trovata nuova arma. No, questa descrizione me la voglio leggere con tutto il cuore. Minigun G290. Prodotta in Spagna. No. Proiettili 30 mm, 115 libre, 52,5. Fuoco primario interamente automatico. Tieni premuto mouse 2 per far ruotare la prima canna. Il minigun può portare munizioni infinite. Compratelo al prezzo di $39,99. Il sabato della domenica sconto del 25%. Perfetto, noi ce l'abbiamo gratuita. Ehi, chi è? Si attiva comandi esterni. Bene. Ehi, saldatori abbiamo qui, ragazzi. Vediamo che vogliono, mettiamoci qui pronti ad accoglierli. Disabilita la fonte esterna del controllo per accedere ai sistemi. Scaldiamo la canna. Wow, guardate che forte quest'arma. Poi l'abbiamo diviso in due. Andiamo. Rambo in persona. Cartucciera avvolta nel braccio destro. E i panni di Rambo. Soli contro tutti. Sistema di controllo remoto rilevato. Devia l'energia per disabilitare il protocollo di blocco. Ok. Arrugginito anche questo? No, meno male. Fonte del controllo disabilitata. Il treno è operativo. Perfetto. Riattiva il treno e raggiungi i comandi principali. Ok. Qua c'è qualcosa? Altre minigun. Seguiamo. Ehi, è chiuso? Maledizione. Sta luce. Cacchio. Che c'è qua? Ehi. Sta ammazzando. Ancora? No? Avete finito? Bene. Ancora il superstite. Aperto in due. Seguiamo il treno. Vediamo cosa troviamo dentro. Cos'è questo? I sottosistemi sono online, ma le contromisure sono ancora attive. Attiviamo. Calcolo percorso alternativo Wow, per ascensore. il controllo principale dei sistemi in corso. Una gioia per gli occhi. Questa
Minigun. Che è il vento che arriva davanti. 3PO qua sta arrivando, ai suoi amici. Vediamo, cos'è questa? Attiviamo la porta posteriore. Attenzione, ci ammazzano! Oh! Merda. Giù, 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 ragazzi, giù, questi ci uccidono. Ci ammazzano, non me ne ero neanche accorto. Andiamo. Ah, ci vuole un bel po' per manometterli questi stronzi. Dove sono? Dai. Perfetto. Ah, ma sono gli uomini di Harry Potter sulle scope che ci inseguono. Sono sulla Nimbus 2000. Eccoli là, guarda, sono uomini sulle scope. Uomini sulle scope. Bene, violiamoli. Con le Nimbus. Eccoli là. Sopra di noi. Guardate il nostro chip che è forte. Il vento che sta arrivando. Stiamo prendendo una bella polmonite. La Nimbus 2000, gli uomini qui. Da morti. Andiamo avanti. Rialziamo queste superfici. Ancora? Harry Potter in persona. Dove sono? Ancora uno. Ok, piazza pulita. Ancora in arrivo? Ma che strazio. Ci ammazzo. Ehi. Questa ondata è più dura, ragazzi. Fallito. Merda. Ok, avanti. Un'altra boccaporto qui da attivare. Oh, ancora. Davvero queste armi molto più dettagliate. Guardate un po' come è configurata la nostra arma. Anche questi stronzini qua su queste moto d'acqua sono molto forti. Questa minigun mi ha aperto le porte del paradiso. Quando l'ho presa proprio non mi sono mai distaccato. Ok, attiviamo anche questi ultimi. Arriviamo nella cabina di pilotaggio. Questa è la cabina di pilotaggio. Cannoniera? Guardate, sembriamo in cima. Siamo sul Titanic, guardate un po'. Stiamo volando. Eccola. Cannoniera a spari. Questa qua però ci fa il culo, ragazzi. Chi è? Posizione dall'alto. Merda. Come facciamo? Ah, possiamo violarla. Come facciamo adesso? Che fa? Crolla? Ma ci ammazza. Integrità telaio. Ah, ok. Dobbiamo sparargli forse. Vediamo. Cavolo. Ah sì, dobbiamo sparare praticamente. Rambo, Schwarzenegger in persona ci bombardano. Che fanno? Ci tirano i missili! I missili! Merda! I missili! Dov'è? Bombardieri. Abbiamo la Luftwaffe tedesca, ragazzi. Siamo la contraerea. Ci bombardano, stronzi. Ma non gli facciamo niente, che sono? Pure di zanzara queste cose che gli facciamo. Spariamogli nella cabina. Saltano i motori, ma non saltano via. A tutta forza, dai. Harry Potter e la sua banda. Là, tutti, malocchio. Tutti che lo seguono, sono sulle scope. Ecco. Dai, no. Giù. Dai che la stiamo mandando a fondo. Facciamo cadere questo uccellino dall'aria. Dov'è? Non è che ci ribombarda? Eh sì, mi sembra di sì. Vediamo. Ma perché su Arno 2070 non ce l'ho io queste armi, questi elicotteri? Perché ce l'hanno solo loro? Tanto lo stesso anno. Qua ci arrivano le bombe, ragazzi. Sicuro. Eccole là. Dove sono? Ah! Davanti! Maledizione! Ce la facciamo? Maledizione! Affonda! Giù! Rimangono solo. Rimane solo la banda di Harry Potter. Invio delle coordinate alla squadra di recupero Eurocon
Ah, meno male. Che bel freschetto che ci siamo presi. Levati di mezzo, sono selvaggio. Levati di torno, sono per te. Abbiamo finito anche la parte 5, ragazzi. Fuga da Los Angeles. Un grande saluto da Edward Van Helgen. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.